Eder. Mech. Pallister. Dessert, baby. Dessert? Here it comes. Blueberry pie and cream. It's the most marvelous blueberry pie I've ever tasted. Holy Toledo, what's happening to your face? Cool it. Turning blue. Violet, you're turning violet, Violet. What are you talking about? I told you. Il pomeriggio del 5 marzo, intorno alle 16, in un'abitazione situata in via Papa Giovanni XXIII a Limena, è stato scoperto il cadavere di Franco Bernardo Bergamin, un uomo di 81 anni che viveva lì da circa 10 anni. La scena, macabra e desolante, ha rivelato il corpo della vittima all'interno di un sacco nero per rifiuti, nascosto in un armadio e con evidenti ferite alla testa, dopo essere stati informati dai vicini, che da oltre una settimana non avevano notizie di Bergamin. Le autorità si sono precipitate sul posto. Tra i primi a intervenire sono stati i carabinieri, seguiti dal pubblico ministero Marco Brusegano e dal medico legale. Questi ultimi hanno potuto solo confermare che si trattava di un omicidio, visto lo stato del corpo che giaceva ricoperto di sangue. La morte era avvenuta apparentemente giorni prima del ritrovamento. Nel corso delle indagini iniziali, i testimoni hanno riferito che da qualche tempo Bergamin ospitava un uomo di circa 40 anni, il quale ora risulta introvabile. L'identità di quest'ultimo è al centro delle indagini dei carabinieri, che stanno cercando di scoprire ombre o segreti legati alla sua scomparsa. In collegamento con la comunità, Pasqualina Mason, una vicina di casa, ha raccontato di strani comportamenti recenti. Ha notato che Franco Bergamin viveva con un uomo che faceva spesso rumore, anche di notte, e che portava a casa una donna saltuariamente, visto che da una settimana non avevano più avvertito rumori dall'appartamento. Insieme al cognato di Bergamin avevano iniziato a sospettare qualcosa di grave. Stefano Tonazzo, sindaco di Limena, ha espresso a nome suo e dell'amministrazione comunale profondo cordoglio nei confronti dei familiari della vittima. Pur restando in stretto contatto con le autorità competenti, il sindaco ha scelto di limitarsi a poche parole, sottolineando l'importanza del rispetto per la famiglia in lutto in questo momento doloroso. Il caso di Liliana Resinovic, conosciuta affettuosamente come Lilly, continua a rimanere avvolto nel mistero 3 anni dopo la sua tragica morte. Nonostante il tempo trascorso, la verità sembra allontanarsi sempre più, oscurata da nuove rivelazioni e supposizioni. Una recente perizia condotta da un collegio di medici, tra cui spicca la figura di Cristina Cattaneo, rinomata anatomopatologa, ha prodotto un rapporto dettagliato di 200 pagine. Questo documento impone una radicale rivalutazione di tutto il procedimento giudiziario, come ha comunicato il procuratore Federico Frezza di Trieste. Dalle prime indiscrezioni sembra che Liliana sia morta per mano di una terza persona, per asfissia, probabilmente strangolamento. Il fatto ha sconvolto Sebastiano Visintin, marito di Liliana. Sebastiano, che da quando la vicenda è diventata pubblica oscilla tra Roma e Milano per comparire negli studi televisivi di Mediaset e Rai, vive oggi sotto i riflettori. Ogni suo passo è oggetto di attenzione mediatica, e il caso di Liliana è uno dei più discussi in Italia. Durante un'intervista telefonica, Sebastiano riflette sull'attuale stato delle indagini. Abbiamo qualche anticipazione, dice, ma bisogna vedere l'insieme delle cose. C'è un po' di confusione. Interrogato sulle nuove indiscrezioni riguardanti la possibile causa della morte per strangolamento, Sebastiano si mostra prudente. Aspetta che la procura esamini la perizia, consapevole del delicato equilibrio tra indizi e prove concrete. Tuttavia, alcune cose continuano a dargli da pensare, come la sparizione di certi codici bancari di Lilly, noti solo a suo fratello Sergio, e il fatto che le chiavi principali di Liliana non siano mai state ritrovate. Riguardo alla possibilità di un suicidio, ipotesi che lui ha sempre escluso, Sebastiano è categorico. Non posso credere al suicidio, afferma, riferendosi al carattere forte della moglie. Un'amica comune, Laura, purtroppo deceduta, riferì che Sebastiano stesso avesse menzionato il suicidio dopo la scomparsa, ma lui smentisce categoricamente tali affermazioni. La storia di Liliana si complica ulteriormente con la presenza di Claudio, il suo presunto amante. Sebastiano ritiene fondamentale una telefonata tra Liliana e Claudio il 13 dicembre, un giorno prima della scomparsa.
durante la quale Liliana sembra aver camminato nervosamente per casa, mettendo in discussione la natura della loro conversazione. La scoperta dei sacchetti sulla testa di Liliana, identici a quelli usati in casa loro, solleva ulteriori sospetti. Sebastiano è consapevole che queste circostanze potrebbero mettere in dubbio la sua estraneità ai fatti, ma ribadisce con fermezza la sua innocenza, confermata, a suo dire, dalle indagini sui suoi movimenti e sulle celle telefoniche. Un altro aspetto da chiarire riguarda un cordino trovato in cucina, simile a quello usato per chiudere i sacchetti. Sebastiano rimane evasivo, incapace di spiegare questa apparente discrepanza tra la perizia e le prime ricognizioni della polizia. Nonostante le indagini in corso, Sebastiano è scettico sulla possibilità di fare completa luce sul caso di sua moglie. Se finora nessuno ha capito niente, evidentemente qualcosa di strano c'è, commenta, mentre esprime il suo desiderio di giustizia per Lily. La sua incrollabile determinazione è volta a scoprire la verità, anche se ammette, con una vena di tristezza, che la verità potrebbe non emergere mai completamente senza una confessione o una rivelazione chiara. La nuova perizia non ha ancora consentito di delineare i contorni esatti di un evento che, a distanza di anni, continua a essere avvolto in un halo di mistero e dolore. Sebastiano, nonostante tutto, spera che giustizia sia fatta, forse un giorno, ma riconosce che il passato non potrà mai cambiare. A un anno dalla scomparsa di Mara Favro, la 51enne cameriera di Chiomonte, emergono nuovi dettagli inquietanti nelle indagini sulla sua morte. Le ricerche, condotte dai carabinieri e dai vigili del fuoco in Val di Susa, hanno portato al ritrovamento di ossa in una zona boschiva di Gravere, vicino al fiume Dora Riparia. Le prime analisi dei resti, come riporta il TGR Piemonte nell'edizione serale di mercoledì 5 marzo, indicano fratture multiple, compatibili con l'ipotesi che il corpo della donna sia stato gettato nel dirupo dopo la morte, un elemento che potrebbe indirizzare ulteriormente l'inchiesta. La scomparsa di Mara Favro continua a scuotere la comunità locale e a mantenere alta l'attenzione delle forze di polizia. Mara era stata vista l'ultima volta mentre stava lavorando presso il ristorante Don Ciccio di Chiomonte. Da quel momento, la sua sparizione è avvolta nel mistero. In una svolta significativa nelle indagini, i carabinieri e i vigili del fuoco hanno rinvenuto delle ossa umane durante le ricerche condotte nella zona boschiva di Gravere, presso la Dora. Le autorità sono in attesa di conferme sul DNA per stabilire se i resti appartengano effettivamente a Mara. Nel frattempo, le notizie riportate dal TGR Piemonte indicano che le ossa presentano segni di fratture multiple, le quali, tuttavia, sembrano essere state inflitte post mortem. Se le analisi genetiche confermeranno che le ossa sono di Mara Favro, ciò avvallerebbe l'ipotesi secondo cui il suo corpo sia stato abbandonato in un dirupo dopo il decesso. Questa scoperta potrebbe alterare significativamente la direzione delle indagini, suggerendo che la morte di Mara non sia stata accidentale e che la scena del ritrovamento sia stata alterata. Con la conferma del DNA, la Procura di Torino è pronta a conferire l'incarico per l'autopsia sulle spoglie ritrovate. L'autopsia sarà fondamentale per ricostruire eventi cruciali delle sue ultime ore, chiarendo le modalità del decesso. Questo passaggio è critico per determinare se vi siano stati coinvolgimenti di terzi nel suo fine prematuro e per cercare di assicurarli alla giustizia. L'angoscia della famiglia, in attesa di risposte definitive, continua a crescere. Gli inquirenti stanno sondando ogni possibile pista per risolvere un caso che ha generato tanto turbamento e preoccupazione. La comunità locale è in uno stato di sospensione, in attesa che vengano svelate ulteriori verità su una vicenda che ha colpito la vita di molti e ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi conosceva e amava Mara. La vicenda di Domenico Lanza, soprannominato affettuosamente lo sceriffo per l'iconico cappello che indossa spesso, è entrata in una nuova fase mercoledì 5 marzo, quando il 67enne è stato rilasciato dal carcere di Sant'Anna di Modena per motivi di salute. Questa decisione, accolta con sollievo dal diretto interessato, è giunta dopo 3 mesi di detenzione iniziale, motivata dal ritrovamento di armi illegalmente detenute nella sua abitazione. Avvenuto a seguito delle indagini sulla scomparsa di Daniela Ruggi,
La scomparsa di Daniela Ruggi, una donna di 31 anni, ha suscitato grande preoccupazione da settembre, periodo in cui le sue tracce si sono perse. Fin dall'inizio, Domenico Lanza, rimasto al centro delle indagini, si era professato innocente rispetto alla sparizione della donna. Durante il suo periodo di detenzione aveva ricevuto un avviso di garanzia con l'ipotesi di sequestro di persona, ma ha continuato a dichiararsi estraneo ai fatti. Pur riconoscendo una frequentazione con la Ruggi, questo era stato confermato in parte da lui stesso, il quale, durante un'intervista in diretta televisiva, aveva mostrato alcuni abiti della donna che custodiva nella sua auto. Nonostante la sua scarcerazione, Domenico Lanza non può ancora considerarsi completamente libero. Infatti, egli è soggetto all'obbligo di firma e non può ritornare nella sua abitazione a Polinago, attualmente sotto sequestro nell'attesa di ulteriori sviluppi investigativi. All'uscita dalla casa circondariale, Lanza ha espresso un misto di sollievo e amarezza per la dura esperienza vissuta dietro le sbarre. Certo che sono felice, ha dichiarato ai giornalisti presenti. Ho sofferto molto, dal primo giorno in cui sono entrato, sono sempre stato innocente. L'ho detto anche ai carabinieri, ho detto tutto, spero solo che Daniela Ruggi sia viva, io l'ho solo aiutata. Ho fatto tutto in buona fede, l'ho trattata bene e mi sono ritrovato qui. Parallelamente alla vicenda giudiziaria di Lanza, continuano le indagini sulla misteriosa scomparsa di Daniela Ruggi. Negli ultimi mesi, numerose segnalazioni indicano la possibilità che la 31enne stia vivendo come senza tetto, spostandosi apparentemente da una città all'altra in Italia. Una delle indicazioni più recenti localizzerebbe la Ruggi a Milano, aggiungendo ulteriore intrigo alla sua sparizione. Nel mese di febbraio, i carabinieri di Montefiorino hanno intensificato le loro ricerche, concentrandosi nuovamente nelle campagne e nelle zone boschive, sperando di scoprire qualche indizio che possa portare alla sua localizzazione. Nonostante gli sforzi, Daniela Ruggi sembra essere svanita nel nulla, lasciando famiglie e comunità in ansia e speranza di risposte. La ricerca della verità continua in mezzo a tanti interrogativi e poche certezze, e l'auspicio è che presto emergano nuove piste capaci di fare luce sulla misteriosa scomparsa. Il caso che ha scosso Suzzara, nel Mantovano, è stato portato alla luce con l'arresto di Rosa Capuano, una donna di 46 anni accusata di un crimine particolarmente efferato. La donna è sospettata di aver ucciso suo padre, Francesco Capuano, di 76 anni, con diversi colpi di pistola esplosi a bruciapelo all'interno del garage dell'abitazione della vittima. Nella mattina del 23 dicembre scorso, Rosa Capuano è stata fermata dai carabinieri presso la casa della sorella a Giuliano, in provincia di Napoli, dove si era rifugiata subito dopo l'omicidio. In quanto la residenza di Suzzara era stata posta sotto sequestro dagli investigatori, la donna, ora trasferita nel carcere di Mantova, deve affrontare pesanti accuse, omicidio premeditato e detenzione illecita di arma da fuoco. Gli inquirenti hanno raccolto contro di lei prove ritenute rilevanti e incriminanti, mentre le indagini continuano per chiarire completamente il movente e la dinamica dell'omicidio. Nel giorno dell'omicidio, Rosa aveva chiamato i soccorsi raccontando di aver trovato suo padre privo di vita sul sedile del conducente della sua auto, parcheggiata all'interno del garage condominiale. La sua versione dei fatti sosteneva che, dopo aver accompagnato il padre nel garage, si era allontanata per recuperare un oggetto dimenticato in casa. Al ritorno, avrebbe trovato il padre già ucciso. Nonostante questo racconto, gli inquirenti sospettano che l'omicidio sia stato pianificato e attuato con fermezza da una persona che conosceva bene le abitudini quotidiane della vittima. In base alle indagini preliminari, Francesco Capuano aveva ancora con sé tutti i suoi effetti personali, suggerendo che il movente del delitto non fosse il furto. Le modalità dell'omicidio, con colpi sparati a una distanza ravvicinata e in rapida successione, indicano un'esecuzione a freddo che potrebbe essersi sviluppata da rapporti familiari conflittuali. Gli investigatori suppongono che il movente del delitto possa risiedere nel desiderio della figlia di liberarsi dell'influenza paterna, considerata opprimente, al fine di accaparrarsi l'intera eredità e diventare l'erede universale. Questa ipotesi si fonda sulle tensioni che, a quanto sembra,
caratterizzavano il rapporto tra Rosa e suo padre Francesco. Il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, in stretta collaborazione con i carabinieri del nucleo investigativo e la compagnia di Gonzaga. Le indagini sono state sostenute dagli esami tecnici del reparto investigazioni scientifiche di Parma, sotto la direzione della procura. L'autopsia, condotta presso l'ospedale Carlo Poma di Mantova, ha rivelato che 3 proiettili sono stati sparati a distanza ravvicinata, colpendo tutti la regione cranica della vittima. I proiettili, estratti successivamente ed esaminati dal RIS di Parma, indicano un'azione deliberata e violenta. Francesco Capuano, originario di Napoli, aveva lavorato come bidello in una scuola di Scampia prima di trasferirsi a Suzzara nel 2010 con la moglie e 2 dei suoi 4 figli. Dopo essere rimasto vedovo, viveva con Rosa, descritta dai vicini come la sua unica fonte di sostegno quotidiano. Gli stessi vicini lo ricordano come un uomo riservato e pacifico, mai al centro di conflitti noti nella comunità. Il caso di Rosa Capuano getta un'ombra inquietante su una realtà familiare che si immaginava serena ma che nascondeva evidentemente tensioni profonde, culminate in un tragico evento che ha sorpreso e addolorato una tranquilla comunità del Mantovano. Le indagini continuano con l'obiettivo di chiarire ogni aspetto oscuro di questa drammatica vicenda. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.